Carlo Alberto Tesserin, prego. Grazie Presidente. Non so se questa giornata è storica o se lo diventerà. Sono certo che è una giornata importante, ma è importante non per quello che noi stiamo facendo, ma perché ci vengono rappresentate problemi importanti che sono sulle spalle della gente che è qua fuori e che questi rappresentano e ai quali dobbiamo il massimo del rispetto, perché vivono problemi veri, problemi sentiti, così come è nella società di oggi all'interno di questo passaggio così difficile e problematico. Mi viene utile di riandare all'incontro che abbiamo fatto a ora di colazione con i rappresentanti del referendum. E così mi è utile anche salutare l'ex collega avvocato Morosin, che però ci ha lasciato un messaggio non privo di significati. Ci ha detto: noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto questo lavoro, adesso siete voi che dovete decidere. E ci ha con questo trasferito una responsabilità in ordine a quello che questa Assemblea, che è l'Assemblea del Veneto, decide in ordine a questa proposta. E quindi la obbligatorietà che ci viene oggi dal dibattito è quella di capire che siamo all'interno di una situazione in cui sempre Morosin ci ha detto c'è voglia di affrontare questa situazione, che è una situazione straordinaria per la carica di emergenze, perché siamo sul bordo di un precipizio. E allora a noi compete di capire cosa è giusto e doveroso fare, sensato fare, opportuno fare, perché in questo precipizio non portiamo il Veneto, ma cerchiamo di trattenerlo al di qua del precipizio, facendo tesoro delle esperienze che questa nostra regione ha saputo fare in tanti anni, perché anche il passaggio di oggi non sia, invece che un aiuto ad essere più forti, non ci porti in una condizione di maggiore difficoltà. E allora io credo che noi dobbiamo fare un tipo di riflessione e vorrei partire dalla data di oggi è il 17 di settembre, giusti 3 mesi dal 17 di giugno. Il 17 di giugno noi a Palazzo Ducale abbiamo fatto il convegno dallo Statuto alle riforme e abbiamo fatto un dibattito secondo me di estrema rilevanza. Le reazioni fatte dal Presidente Zaia, dal Presidente Ruffato e dal sottoscritto non erano delle relazioni di un trionfalismo, erano tutte relazioni cariche di problemi che sapevamo di dover affrontare nei diversi spaccati del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Commissione Statuto. Nella realtà sono problemi che non nascono oggi. Il Veneto ha una storia sul problema della sua autonomia che viene non da lontano, da lontanissimo. Per quello che mi riguarda, io ricordo il referendum degli anni '80, ricordo tutte le speranze che erano riposte sulla riforma che ha fatto partire nel '70 le regioni, ricordo i dibattiti che noi abbiamo fatto qui con la partita della modifica degli articoli 116 e 118 della Costituzione mandata a Roma, ricordo i dibattiti fatti per i referendum dei comuni che volevano cambiare il riferimento territoriale e regionale, e ricordo quindi come noi eravamo carichi di buone intenzioni che non ci hanno portato ai risultati che noi ci aspettavamo. E credo che abbiamo la obbligatorietà di dirci che le motivazioni di scontento di questa nostra regione nei confronti dello Stato centrale ci stanno nel senso che
uno Stato che attraverso i pareri anche della Corte Costituzionale arriva ad annullare il diritto per un cittadino di poter pretendere quello che è un suo credito, perché questo è stato di fatto vanificato, e che la Regione per poter pagare questi debiti deve a sua volta contrarsi un suo debito, non è una cosa che sia condivisibile e rientra nel concetto della tenuta del quadro istituzionale e del rapporto che dobbiamo avere tra noi e la realtà dello Stato. Il Presidente Zaia ci ha ricordato, e lo ringrazio per averci ricordato in Audi, che ha detto ad ognuno spetta, dobbiamo garantire l'autonomia che gli spetta, poi ci ha ricordato che in Baviera è riconosciuta una giusta autonomia e ci ha ricordato che la legge Antonini, la famosa legge 42, riguarda i concetti di autonomia. Dico questo per riaffermare che un conto è il concetto dell'autonomia, un conto è il concetto della separazione. E io non ho dubbi a ritenere che siamo in una fortissima carenza di autonomia, mentre credo che la condizione della secessione non rientri nelle condizioni ottenibili, ancorché ci fosse chi la vuole ottenere. Ricorderò, per dire qual è la lontananza tra il Veneto ed il resto, non solo della realtà nazionale, ma anche di altre regioni che ci sono vicine. Oggi non possiamo dire che la Lombardia sta come il Veneto, perché anche solo a fronte dell'Expo è cambiato quel mondo, voglio dire. Pensiamo solo alla deroga sul contratto di lavoro, pensiamo alle risorse che arrivano con procedure particolari, pensiamo a cosa vuol dire per quella imprenditorialità questo accadimento. Pensiamo al Piemonte che non è come il Veneto, perché a fronte dei grandi debiti accumulati per fare le Olimpiadi invernali non rientrano di fatto nel patto di stabilità e potrei continuare per la Liguria o per altre condizioni di questo genere. Ma pensiamo a come la realtà della gestione antecedente, quando è stato modificato il titolo quinto, e quel titolo quinto doveva garantirci il Senato delle Regioni, doveva garantirci la bicameralina, doveva garantirci il sistema delle conferenze, doveva garantirci lo statuto delle autonomie locali, dovevano garantirci l'applicazione degli articoli 116 e 118, cosa che abbiamo fatto e che non è stato neanche mai preso in considerazione, e dovevamo prevedere di avere altre maggiori e migliori competenze. Di tutto questo assolutamente niente. Ripeto una di quelle battute che ho usato anche quel giorno a Palazzo Ducale: la commissione dei saggi oggi operanti, che prima aveva la professoressa Carla Sare, oggi di Veneti non ne ha neanche uno. Non mi pare un fatto idilliaco. Non abbiamo neanche nessuno dei premi ultimi nominati senatori a vita e quindi siamo in questa situazione. Meno male che il Papa ha nominato un nostro a un ruolo importantissimo all'interno della Curia Vaticana. E allora io ritengo che abbiamo l'obbligatorietà oggi di pensare a cosa vuol dire il passaggio, che quelli che stanno fuori e quelli che pensano a questa condizione che ci viene rilanciato sui temi istituzionali. Noi sappiamo di avere una carenza fortissima nel rapporto complessivo che abbiamo nei confronti dell'autorità complessiva nazionale. E allora il problema che ci troviamo a dover gestire è quello di capire come noi facciamo all'interno di questo quadro istituzionale a dare delle risposte ai nostri comuni che non reggono più il patto di stabilità, come facciamo a rispondere alle nostre imprese che vorrebbero magari assumere e non riescono a assumere per le nuove norme del nuovo diritto del lavoro, come facciamo a garantire che ci sia un credito normale per coloro che vogliono investire, a differenza di quelli che non lo possono avere. E allora a me sembra significativo che oggi la visione della domanda che ci viene posta non è che possa essere messa da parte come un fatto marginale, è espressa in termini
che non condividiamo per laddove vuol portarci, nel senso che noi riteniamo che quello che abbiamo affermato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia sia ancora un valore da mantenere nella misura in cui quei valori che stanno dentro la Costituzione siano davvero rispettati. Quei valori che contenuti nel titolo quinto avrebbero dovuto consentire l'avvio del federalismo e non lo hanno consentito. E mi avvio alla conclusione, ricordando che nella relazione che accompagnava la seconda lettura dello Statuto abbiamo insieme scritto e approvato alla unanimità, in continuità con lo Statuto del 1971, quindi eravamo collegati con l'inizio della Regione, la nuova Carta fondamentale rivendica subito l'autonomia del Veneto, strumento di autogoverno del suo popolo che ha profonde radici nei valori di libertà sui quali si fonda la Repubblica Italiana nel quadro dei principi costituzionali ed europei, e che discende dalla sua storia, che ne ha formato l'identità peculiare nel rispetto delle singole comunità che la compongono e delle minoranze presenti nel territorio. Se il riferimento al popolo veneto serve a rimarcare la presenza di alcuni tratti identitari, il concetto di autogoverno colloca in primo piano la collettività rispetto all'apparato. Anche la Corte Costituzionale riconosce alla Regione ormai da lungo tempo un ruolo di rappresentanza generale degli interessi della collettività regionale. In quest'ottica le nozioni di popolo veneto e di comunità veneta diventano un elemento costitutivo delle socialità nel rispetto del vigente quadro istituzionale. Ecco, io credo che quello che abbiamo votato non molti mesi fa alla unanimità sia un punto di riferimento ancora oggi. E finisco copiando sempre la battuta del collega amico Pettenò, mi su Veneto ma non su Mona, perché noi riteniamo che la giornata di oggi è importante nella misura in cui troviamo la strada nel rispetto delle regole che rischierebbero di portarci davvero nel burrone se non le rispettassimo. Non troviamo una formula comune per ottenere il rispetto di questa regione al pari delle altre, a iniziare da quelle a statuto speciale, nei confronti delle quali sembra calato una nebbia, continuano ad andare avanti come andavano avanti prima, in termini non efficaci per quanto ci riguarda. Magari adesso è nato Trento che dice vabbè, vediamo se un comune ce lo prendiamo dentro perché magari quello va bene in riferimento ad altri. Ecco. Io credo che per questo l'obbligo che abbiamo nella giornata di oggi è di capire se ci sono le intenzioni per raggiungere un risultato fattibile o se vogliamo puntare a un risultato di bandiera irrealizzabile.